Shock a Paese, ieri sera una 61enne è stata aggredita per strada da un giovane di colore che ha tentato di violentarla. Solo l'intervento degli avventori di un bar ha evitato il peggio ed ora è caccia all'uomo. In via Pisa, a Treviso, un trentenne è picchiato selvaggiamente con un bastone da un nigeriano. La colpa del giovane è quella di aver chiamato la polizia perché lo straniero stava danneggiando il portone del condominio. Tragedia nel cantiere della Pedemontana, Mason Vicentino, 36enne operaio di Castelfranco, muore folgorato. L'ennesima croce in Veneto e la rabbia dei sindacati che dicono ora mobilitazione. Le lacrime e il dolore per la scomparsa del 14enne trevigiano stroncato dalle complicanze dell'influenza. Un minuto di silenzio nella sua scuola, commozione anche nella squadra di calcio dove giocava e tra i medici dell'ULSS. Caso Asco Holding, la sentenza del Consiglio di Stato dà torto ai comuni che non hanno venduto le quote, incertezza sulle scelte delle varie amministrazioni. Le colline del Prosecco nel 2019, Padova, Ups, Picta nel 2020 sono le candidate a patrimonio UNESCO che rappresenteranno l'Italia alla scelta della Commissione nazionale. Zaia orgoglioso. Il nostro direttore Luigi Bacciali nominato presidente di Veneto Film Commission, l'istituzione regionale nata con l'obiettivo di aiutare il territorio a fare rete per promuovere produzioni cinematografiche e televisive. I titoli dell'edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano dunque la cronaca con una vicenda scioccante che arriva da Paese, dove ieri sera una 61enne è stata aggredita per strada da un giovane di colore che ha tentato di violentarla. Solo l'intervento degli avventori di un bar lì vicino ha evitato il peggio e adesso è caccia all'uomo. Alle 8 di sera si presume che chiunque e qualsiasi persona possa girare per il paese in tutta tranquillità e invece è successo un fatto gravissimo. Gravissimo, sconcertante, che non ti aspetteresti in una realtà come questa. Centro di Paese, le 8 di ieri sera, una 61enne che abita poco lontano sta facendo una breve passeggiata prima di rincasare. In bocca a questa strada, via Cavour, illuminata, abitazioni da entrambi i lati, un parco giochi, la gente dentro casa che sta cenando. Non una zona buia o pericolosa, tutt'altro. Se noi vediamo siamo a 50 metri dalla piazza e dalla chiesa, quindi voglio dire un più centro di così non si può e a tutti gli effetti si è trovata questo personaggio, sembra un uomo di circa 30 anni di colore che l'ha assalita e ha cercato di violentarla, quindi una cosa inaudita. Fortunatamente, e qui siamo davanti al bar che è di fronte a questa via, dei ragazzi che erano fuori, sentite le grida, sono soccorsi in suo aiuto e meno male questa persona è scappata. La donna a terra sotto shock con l'aggressore che ha cercato di sfilarle i pantaloni. Potrebbe essersi nascosto tra il parcheggio e l'edificio che fanno da sfondo a via Cavour per poi sbucare all'improvviso. Alto circa 1,75 m, corporatura esile, vestito con una tuta blu, un giubbotto giallo e in testa un berretto di lana. A Paese non lo si era mai visto circolare, dice il sindaco. I carabinieri stanno passando al setaccio le telecamere di videosorveglianza della zona che lo hanno ripreso. E ora è caccia al maniaco. Solo per un puro caso la donna è stata sentita e salvata dagli avventori del bar. Il fatto grave rimane ed è una cosa che a noi fa veramente venire i brividi. Ora io mi auguro veramente che questa persona venga presa e venga rispedita a casa, perché noi non possiamo accettare questi episodi dalle nostre parti. Noi siamo sempre stati per la certezza della pena e per la severità assoluta nei confronti di episodi di questo tipo. Fortunatamente c'è un decreto sicurezza che ci darà una mano. Vediamo e speriamo che questo signore venga preso. In via Pisa, a Treviso, invece, un trentenne è stato picchiato selvaggiamente con un bastone da un nigeriano. La colpa del giovane trevigiano, quella di aver chiamato la polizia perché lo straniero stava danneggiando il portone del condominio. Calci e pugni contro il portone di un condominio di via Pisa, a Santabona. L'una del pomeriggio, una ragazza che assiste alla scena viene insultata e minacciata. Spaventata chiede a quel punto aiuto a un vicino, un trentenne trevigiano che allerta la polizia. Mentre il soggetto, un giovane di colore, cerca di allontanarsi, il trentenne prima ci litiga, poi lo segue, rimanendo al telefono con la questura. Improvvisamente però il
il giovane ha trovato per terra dietro una siepe un bastone di 1 metro, si è girato e ha cominciato ad aggredire fisicamente, questa volta il richiedente, un italiano, e solamente l'intervento tempestivo dei volanti è riuscito ovviamente a evitare che il reato fosse portato a conseguenze ulteriori. Lo straniero, un nigeriano di 28 anni, irregolare sul territorio, ha cercato anche di impossessarsi del telefonino del 30enne lasciato a terra dolorante e per questo è stato arrestato per rapina aggravata e denunciato per i danneggiamenti al portone compiuti per un qualche motivo che non è ancora chiaro. La vittima ha riportato fratture e contusioni, per lui una prognosi di addirittura 30 giorni. Un soggetto violento il nigeriano. Lui il giorno prima è stato denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di resistenza pubblico ufficiale perché su un treno aveva aggredito personale di Trenitalia che aveva chiesto un documento e il biglietto ovviamente di viaggio. È pensabile che possa essere espulso grazie anche alle nuove normative? Lui in questo momento è ovviamente a disposizione dell'autorità giudiziaria per la sua condotta penalmente rilevante, dopodiché l'ufficio immigrazione della questura e gli altri uffici competenti naturalmente valuteranno la sua posizione sul territorio. Incidente mortale in un cantiere della Pedemontana Veneta a Mason Vicentino. A perdere la vita un operaio di 37 anni di Castelfranco che lascia la moglie e una figlia. La morte arriva laggiù, in fondo, quasi ai margini stessi del grande cantiere della SIS, vera e propria base operativa per la costruzione della superstrada Pedemontana Veneta, dove ormai il nastro biancorosso nella zona sotto sequestro isola una ruspa arancione in questa zona del comune di Mason Vicentino. I sindacalisti arrivati sul posto ne parlano con un groppo in gola e una visibile emozione. È l'ennesimo incidente sul lavoro su questa strada, è intollerabile, al di là delle responsabilità che accerteranno poi Spisal, magistratura, carabinieri, ma non si può morire in questo modo. La cultura della sicurezza non c'è ancora ed è intollerabile. 35 morti dall'inizio dell'anno in 24 giorni. Ormai è uno stillicidio. Uno stillicidio. Sposato con una figlia. A lavorare in quello spazio così fuori dalla vista, distante dalle telecamere come dal resto dei lavori in corso, è un 37enne che vive a Castelfranco Veneto, Gianfranco Caracciolo. Quando poco dopo le 8 del mattino accade qualcosa. Sulle prime sembra uno schiacciamento, qualcosa accaduta con una benna, poi emerge l'ipotesi di qualcos'altro, l'attrezzatura, un trapano, una scarica elettrica. Ipotesi, per ora, che solo i tecnici dello Spisal, i carabinieri e il magistrato di turno potranno indirizzare verso un accertamento per dare un perché a questo incidente mortale sul lavoro, che non è morte bianca perché le morti bianche non esistono, sono morti sul lavoro più nere del nero, e non è neppure fatalità perché la fatalità esiste per i fatalisti, ma mai in un ambiente di lavoro fatto di protocolli, controlli e normative di sicurezza sempre più stringenti. E questo è il secondo incidente mortale nei cantieri della Pedemontana Veneta. I sindacati pongono immediatamente la questione sicurezza e indicano un presidio per la giornata di domani. Ci fermiamo tutti oggi. Così andate i geometri. Come vivete una situazione di questo tipo? Non lo so, ci ha fatto soltanto male e basta. Siamo tutti per guadagnarci qualcosa, però purtroppo... Si può però perdere la vita. È vero, è vero. C'è grande sconcerto. Sì, grande, grande. Tanto malessere. Sì, è vero, è vero. Posso? Non c'è voglia di parlare. Dobbiamo stare in silenzio e dobbiamo rispettare e basta. Non hanno voglia di parlare gli operai della Pedemontana, è grande lo sconforto, è troppo forte il dolore per la perdita del collega. Le maestranze escono con i furgoni dal campo base di Mason in silenzio, scuotendo la testa. Mi dispiace, veramente. Una tragedia. Sì. Mi dispiace veramente. Brutto, siamo maleduti. Andiamo, scusate. Alle mie spalle vedete i camion, le ruspe che sono ferme, appunto, tutto si è fermato, gli operai hanno poca voglia di parlare, dicono oggi bisogna fare silenzio, bisogna rispettare perché qui stiamo vivendo una grande tragedia.
e venerdì davanti a questo cancello, a poche decine di metri dal punto in cui Gianfranco Caracciolo ha perso la vita, ci sarà un presidio organizzato dai sindacati. Il tema è quello della sicurezza, non è il primo incidente mortale che succede sui cantieri della Pedemontana. Un altro operaio è morto 2 anni fa a Malo durante la costruzione di una galleria. Un fatto drammatico, allucinante, impensabile. Una cosa che fa rabbrividire ancora e si ripropone drammaticamente il solito problema della sicurezza sui cantieri, di come lavorare in sicurezza, di come fare certe cose, è una cosa tragica. Io non ho neanche parole stamattina perché pensare che un ragazzo se n'è andato è allucinante. Il segretario regionale della UIL Veneto, Gerardo Colamarco, chiede la convocazione di un tavolo urgente con la regione proprio sul tema della sicurezza e dei controlli. E questo è il secondo morto che c'è in Pedemontana, perché qualche anno fa a Malo Sebastiano Laganga aveva perso la vita e adesso è toccato a questo giovane lavoratore che insomma siamo molto dispiaciuti, siamo vicini alla famiglia. Torniamo adesso a parlare della morte del 14enne deceduto a causa delle complicanze dell'influenza. Scioccati, travolti dal dolore i compagni di scuola del CFP di Fonte e i compagni di squadra del Ponzano Calcio, dove il ragazzo giocava tra le fila dei giovanissimi. Quel banco non sarà più occupato perché il vostro compagno si siederà sui banchi del cielo. È toccato a Don Paolo con queste parole comunicare ai compagni della prima classe di meccanica del CFP di Fonte che il sorriso del loro amico Luigi si era spento per sempre. Una notizia che ha gettato nel dolore e nella disperazione tutti, anche i ragazzi, dice Don Magoga, più scanzonati, hanno iniziato a piangere. Per i compagni e gli insegnanti quel banco vuoto segnerà ogni giorno un'assenza incolmabile. Aveva doti spiccate, sportive, ma parlando con gli insegnanti aveva la capacità di farsi carico anche degli amici che avevano un po' più di difficoltà. Faceva un po' come dire da responsabile di classe e quindi forse anche per questo le lacrime sono scese copiose, perché ecco, l'angelo custode che prima era fisicamente accanto a loro adesso sarà spiritualmente. L'ultimo pensiero di Don Paolo va alla mamma di Luigi, a quella difficile telefonata dove le parole faticavano a trovare spazio tra le lacrime e i singhiozzi. Le ho chiesto che cosa potevamo fare e diceva ricordateci. Come i compagni di scuola, anche quelli del Ponzano Calcio faticano ancora a credere che Luigi non varcherà più le porte degli spogliatoi dove da settembre si allenava nelle fila dei giovanissimi. Aveva scelto la società di Via del Bellato per muovere i primi passi su un campo verde, prima come difensore, ora come portiere, ma nonostante fossero trascorsi pochi mesi, tutti avevano potuto apprezzare le sue grandi doti umane. Luigi era il ragazzo perfetto per la società, un ragazzo che si impegnava sempre e che gli allenatori erano contentissimi di averlo. Magari non era tecnicamente ancora esperto perché aveva cominciato da poco, però sopperiva a queste mancanze con un impegno e una dedizione che sono difficili da trovare nei ragazzi, veramente un ragazzo d'oro. La notizia, che Marco Durante definisce devastante, della morte di Luigi è stata comunicata ai ragazzi prima dell'allenamento. C'è stato il ritrovo dei ragazzi e degli allenatori in corridoio e c'era un clima che vi lascio immaginare, insomma, impossibile da sostenere. Distrutti dal dolore, i giovani calciatori e l'intera società che qualche anno fa aveva dovuto affrontare la morte di un altro giocatore, vittima di un incidente. 2 anni fa Vincenzo Romano, che è ancora nei nostri cuori. Il Ponzano Calcio ha deciso di sospendere tutti gli allenamenti e le partite dalla categoria piccoli amici fino ai giovanissimi. Le altre invece domenica giocheranno con il lutto al braccio. Un dolore che unisce Ponzano a Musano, dove la famiglia Martignago vive. Un paese sotto shock che stasera, in attesa dei funerali, si riunirà in chiesa per una veglia di preghiera in ricordo di Luigi. Intanto domani verrà eseguita l'autopsia sul corpo del 14enne per confermare o meno l'ipotesi iniziale di una miocardite. La morte di Luigi ha profondamente colpito anche i medici. Io ho incontrato il papà e ho visto un uomo disperato e mi sento di stringermi vicino alla famiglia personalmente, come Ulse, personalmente come papà. Sono eventi che segnano anche noi medici. Il direttore della microbiologia del Cafoncello a fatica trattiene l'emozione. La morte di Luigi Martignago ha segnato anche lui come medico e come padre. Non siamo macchine, siamo persone, di fronte a certe cose, spiega commosso il dottor Rigoli, siamo profondamente toccati.
Poco prima nel suo studio, seduto di fronte a lui, il padre di Luigi, distrutto dal dolore. E il papà è un papà disperato e io sono molto vicino a questo papà che sta soffrendo molto. Luigi Martignago aveva accusato i primi sintomi giovedì. Visitato al pronto soccorso di Montebelluna, la diagnosi era stata di influenza. La febbre era anche andata giù, gli sono stati dati i farmaci ovviamente per la tachipirina e altri farmaci antinfiammatori per questo episodio influenzale. È stato mandato a casa, il giorno dopo è andato dal medico curante e poi è successo purtroppo il fatto. Lunedì poi le condizioni di Luigi erano precipitate, da qui la corsa al Cafoncello. Il ragazzo è arrivato in condizioni gravi, aveva già avuto un arresto cardiaco e quindi è stato rianimato ed è arrivato comunque in condizioni gravi. Domani verrà eseguita l'autopsia sul corpo del ragazzo che dovrà chiarire definitivamente le cause della morte. Le ipotesi che stiamo facendo sono quelle che l'evento sia legato a una miocardite acuta, dalle descrizioni che ci hanno fatto i familiari e anche dal riscontro del pronto soccorso. Purtroppo la miocardite è un evento abbastanza raro in presenza di influenza da virus, tuttavia è un evento che accade, che è descritto e può dare delle miocarditi di carattere acuto e di carattere cronico. Le miocarditi acute sono quelle che possono portare a decesso improvviso. Ci fermiamo adesso per una brevissima pausa pubblicitaria. State con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta con le notizie da Treviso, ancora la cronaca con delle auto in fiamme a Treviso, torna così l'incubo piromani. Il fatto è accaduto la scorsa notte in via Carrera, un'auto, una piccola utilitaria, è stata devastata da un rogo, la furia delle fiamme ha lasciato solo la carcassa di lamiera nerita. La Punto era parcheggiata in una laterale di viale Luzzati alle porte del centro storico, l'allarme ai vigili del fuoco è scattato alle 3 del mattino, i pompieri hanno rapidamente avuto ragione delle fiamme. Sul posto è intervenuta anche una volante della polizia, le indagini sono in corso per chiarire la natura dell'episodio e l'origine, per capire appunto se ci sia dietro un'origine dolosa. È arrivata oggi la sentenza del Consiglio di Stato sul caso Asco Holding e non certo favorevole per i comuni che non hanno percorso la strada della cessione delle quote. Asco Holding, il Consiglio di Stato ha emesso la sua sentenza, che non è certamente favorevole a molti comuni della Marca. Conferma che i comuni stanno detenendo contro la legge la partecipazione in Asco, quindi i comuni che sono receduti hanno rispettato la legge e i comuni che non sono receduti non l'hanno rispettata. Un pronunciamento che mette completamente in gioco il futuro della società di Pieve di Soligo, gestita in gran parte dai comuni della Marca e che distribuisce energia non solo nel Trevigiano e nel Veneto. Chiari i passi della sentenza che suonano come macigni ai sindaci che non hanno percorso la via della cessione delle quote. I comuni non controllano la società, devono, se vogliono controllarla, costituire un patto di sindacato. Allora, per quello che possiamo dire noi, per fare questo è una cosa possibile, dovranno lanciare l'OPA. Che vuol dire trovare oltre 300 milioni di euro per comprare le quote fino a raggiungere la maggioranza aziendale, una cifra chiaramente impossibile da raccogliere per le già asfittiche case comunali. Infine il passaggio sulla detenzione delle azioni. I comuni devono mantenere la partecipazione solo se questo è funzionale e possono più esattamente, solo se è funzionale a soddisfare gli interessi dei loro cittadini. Questo avviene quando l'attività del comune risponde a bisogni a cui non rispondono operatori privati secondo le normali condizioni di mercato. Che non è certo il caso della distribuzione energetica, dove l'offerta è più che ampia. Insomma, sconfitta in tutta la linea per chi pensava di continuare a guidare la società solighese, che a questo punto, secondo chi conosce a fondo tutta la vicenda, sarebbe inevitabilmente davanti ad una sorta di privatizzazione con svendita aziendale. Noi avremmo preferito una maggioranza di comuni trevigiani, si poteva fare facilmente quotandola in borsa, come la legge prevedeva, dava espressamente questa possibilità. Non ci hanno voluto ascoltare, non hanno voluto ascoltare i 30 comuni che avevano preso questa posizione, la maggioranza ha deciso diversamente e adesso sono loro che devono risolvere il problema. Certo che se non è, hanno un bel problema da risolvere.
Ora Preganziol, perché le decisioni del Consiglio di indirizzo di Fondazione Cassamarca hanno messo una pietra tombale sui progetti relativi ai terreni attorno a Villa Franchetti e abbiamo raccolto la reazione del Comune. Totale disinteresse a sviluppare progetti immobiliari nelle aree circostanti a Villa Franchetti. Ha una doppia lettura per il sindaco di Preganziol la decisione del Consiglio di indirizzo di Fondazione Cassamarca, il primo presieduto da Luigi Garofalo, di cedere i terreni attorno allo storico complesso. Ci dice in primis che, e questa è una buona notizia, che quei terreni probabilmente verranno salvaguardati, ci avremo battagliato fino in fondo da eventuali cementificazioni spropositate. Ci dice però anche che abbiamo perso tempo in questi anni perché probabilmente questa è un'operazione che dice che Fondazione non ha più grosso interesse di puntare alla riqualificazione di tutto quel patrimonio. A Preganziol c'è dunque preoccupazione, le istanze avanzate in questi anni dai comuni, dice Galeano, sono rimaste lettera morta. Adesso il futuro di quell'area è un grandissimo punto di domanda. Sappiamo che però ci sono delle necessità impellenti che vengono sottolineate giustamente non più solo a livello locale ma anche dalla sovrintendenza e quindi dal Ministero, che ci dicono che quel patrimonio è in grossa difficoltà e necessita di progettualità o interventi precisi. Quindi se non dovesse essere Fondazione il soggetto interessato, la provincia in qualità di proprietario deve farsi avanti in maniera importante. Al di là dei necessari interventi sulla villa da tempo ormai in sofferenza, il sindaco rimane però propositivo e si dice disposto a riprendere in mano gli spunti lanciati in passato. Un po' di cuore, coraggio e di idee e probabilmente insomma non saremo arrivati qui e comunque la strada più avanti potrà avere qualche risvolto positivo. Nel 2019 le colline del Prosecco Conegliano Valdobbiadene, nel 2020 la Cappella degli Scrovegni. Il presidente del Veneto Luca Zaia indica i prossimi 2 obiettivi che il Veneto conta di iscrivere nella World Heritage List dell'UNESCO. Dal Consiglio direttivo della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO esce un risultato che mi rende particolarmente orgoglioso e felice. Ben 2 candidature venete, spiega Zaia, andranno a Parigi per concorrere ad entrare nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità. Ringrazio tutto il governo, conclude Zaia, ora avanti verso un duplice obiettivo che ci qualifica e spero ci qualificherà come territorio dalle tante unicità culturali. L'esperienza dell'informazione a servizio anche del cinema in Veneto, una nomina importante oggi per il nostro direttore Luigi Bacialli. Oltre alla TV, anche il cinema, con l'obiettivo di valorizzare ulteriormente un territorio tante volte raccontato, scandagliato e indagato. Il nostro direttore Luigi Bacialli è stato nominato presidente della Veneto Film Commission, istituita poco più di un anno fa con il compito di attrarre e facilitare la produzione di opere cinematografiche, televisive e audiovisive nel territorio regionale. L'annuncio stamane a Roma da parte dell'assessore alla cultura della regione Cristiano Corazzari. Con la nomina di una personalità come Luigi Bacialli, spiega Corazzari, si potrà finalmente mettere in moto la macchina della Film Commission, che offrirà assistenza gratuita e supporto logistico alle imprese produttrici, aiuterà la filiera delle nostre imprese a fare rete e sosterrà i nostri territori nel diventare set ancora più attrattivi. Il Veneto come terreno ideale per film e fiction, rafforzando un appeal che il cinema non ha mai sottovalutato. Troppi per citarli tutti i titoli che hanno visto come scenari i nostri territori, da classici come Morte a Venezia e Signore e Signori, alla filmografia di Ermanno Olmi, fino alle mega produzioni hollywoodiane come l'ultimo episodio delle gesta di Spider-Man. Ma l'obiettivo è fare ancora meglio con l'esperienza di chi il Veneto lo conosce attraverso lo sguardo indagatore dell'informazione. La squadra che vede il nostro direttore alla guida è formata anche dai neoconsiglieri Giacomo Brunoro, consulente editoriale, Cecilia Valmarana, responsabili di Rai Movie, l'imprenditore Vittorio Dalleore e la ricercatrice dell'Università di Padova Giulia Lavarone. Subito a disposizione un budget di 5 milioni di euro, ottenuti grazie ai fondi della programmazione POR-FESR 2014-2020. Perché il Veneto, location inconfondibile amata dai grandi cineasti, possa meglio strutturarsi anche in termini di produzione, accoglienza e organizzazione turistica. Una sfida tutta da vincere. Questa sera a 20:10 ospite l'avvocato Fabio Pinelli, presidente di Padova Legge, che sta organizzando un grande convegno con ospiti illustri per parlare della classe dirigente e di come formarla in un momento di crisi. È tutto, previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata, arrivederci.
De Fabri presenta Isola Tutto, il kit fai da te per isolare il cassonetto di casa tua da caldo, freddo, spifferi e rumori. Non necessita di opere murarie. Ben ritrovati al meteo. Sul Triveneto avremo bel tempo, ma il clima risulterà freddo. Nel dettaglio, sul Veneto ci attende una splendida giornata caratterizzata da un tempo asciutto e stabile. Non sono previste precipitazioni. Sarà soleggiato ovunque ed il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra -1 e -5 gradi, massime comprese tra 6 e 3 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. La situazione sarà molto simile, anche in questo caso infatti sarà il sole a dominare, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo con qualche velatura. Non sono attese piogge degne di nota e sarà asciutto ovunque. Temperature minime comprese tra -4 e -1, massimo comprese tra 4 e 5 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Nessuna novità di rilievo, anche in questo caso sarà ampiamente soleggiato su tutti i settori, tuttavia non si esclude qualche nevicata al mattino sui confini alpini. Altrove il cielo sarà sereno e sgombro da nubi. Temperatura minima attorno ai -9 gradi, massime tra i 6 e i 7 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. De Fabri presenta Isola Tutto, il kit fai da te per isolare il cassonetto di casa tua da caldo, freddo, spifferi e rumori. Non necessita di opere murarie.